Martedì prossimo in Consiglio regionale la discussione per la successiva approvazione del nuovo piano sociosanitario veneto, per il quale, stando al sindacato, servono urgenti e straordinarie migliorie, in mancanza delle quali si andrebbe ad una progressiva riduzione della qualità della stessa sanità veneta. Il grido di dolore per il sindacato comincia dalla necessaria assunzione del personale medico, i cui contratti sono fermi a 15 anni, e del comparto di infermieri, tecnici ed OS, con il contratto rinnovato invece ad aprile scorso. La Regione può battersi, intanto avendo oggi un sottosegretario alla salute che era assessore alla sanità del Veneto fino a poche settimane fa, perché si sblocchino in tutta Italia le assunzioni, quindi anche in Veneto. Sindacato che chiede anche l'abolizione del super ticket e risorse aggiuntive regionali che permettano con le assunzioni pure una riduzione delle liste d'attesa, specie quelle previste per gli anziani, spesso costretti e impossibilitati ad andare da Mestre al civile o peggio a Casavio. Noi abbiamo le pensioni, no, nei cittadini veneti che sono, per quanto riguarda gli uomini, attorno ai 1.200 euro, per quanto riguarda le donne 650 euro. Quindi dovete immaginare come una persona anziana aumentano i bisogni di cura, pensiamo ai farmaci, come possa accedere, no, regolarmente alle cure se non c'è un intervento pubblico che possa prendersi in carico queste persone.